allora questa è è il sesto incontro delle conferenze, diciamo, dedicate un po' a Vedova e al periodo, diciamo, della sua attività anche dal punto di vista artistico. E siamo proprio, è anche l'ultima dal punto di vista colloquiale, perché i prossimi due incontri saranno due incontri musicali, uno dedicato a Luigi Nono e ci sarà appunto una lezione di Alvise Vidolin sul Live Electronic e poi farà ascoltare dei brani appunto di Luigi Nono, e quella dopo sarà invece dedicata a un omaggio a Bruno Maderna fatto dall'Ex Novo Ensemble, e quindi la lezione di Cristina Beltrami questa sera chiude in qualche modo il ciclo di conferenze. Cristina parlerà un po' della Biennale degli anni '80, cioè quello che è stato un po' il percorso della Biennale degli anni '80, dove appunto succedono anche varie trasformazioni e cambiamenti. Infatti nasce la Biennale Architettura proprio nell'80, che inaugura proprio un ciclo nuovo. E poi ci racconterà anche diciamo, degli episodi e dei racconti della Biennale, che sarà appunto le biennali curate prima da Achille Bonitoliva, poi da Maurizio Calvesi, e alla fine nell'88 inizia quella di Carandente, che poi finisce nel 90 con la conferenza che abbiamo fatto con Luca Massimo Barbero tempo fa. Quindi lascio la parola a Cristina e ascoltiamo il suo intervento. Grazie. Ok, credo che perfetto, si senta. Dunque, io volevo intanto ringraziare Stefano Cecchetto per questo invito, l'M9, la Fondazione Venezia, fare i complimenti anche per la mostra di Vedova, che è davvero molto bella, che ho già visto un paio di volte. Vediamo se riesco a fissare il microfono. Benissimo. Dunque, credo che, cioè credo, non so per certo, che Stefano mi abbia chiamata questa sera perché nel 2021 ho avuto occasione di lavorare sugli anni '80, perché ho affiancato Luca Massimo Barbero in una mostra dal titolo Painting is Back a Milano alle Gallerie d'Italia. La mostra puntava sul fatto di dimostrare come negli anni '80 la pittura non fosse assolutamente scomparsa, ma anzi fosse protagonista di queste mostre. A corollario di questa, e all'interno di questa mostra mi ero occupata delle biennali degli anni '80. A corollario dunque di questo mio saggio sono stata invitata dall'Ateneo Veneto a trattare dello stesso argomento, cioè delle biennali degli anni '80. E ad essere sincera, in questa conferenza di un paio d'anni fa mi ero tenuta ben distante dalla Biennale del 1986, Arte e Scienza, perché la trovavo estremamente spinosa, complicata e tutto sommato insomma un argomento che mi sfuggiva, e invece poi appunto i nodi vengono al pettine, quindi 2 anni dopo sono stata chiamata a concentrarmi esattamente su quello, perché era una biennale complessa, perché adesso lo vedremo insieme, è quasi una non biennale, cioè l'arte contemporanea è letta attraverso non solo il filtro della scienza, che fin lì devo dire è stato forse l'aspetto più interessante, ma anche proprio della storia dell'arte. Per dirvi, la copertina che vedremo è una copertina del catalogo della Biennale dell'86, che parte da una tarsia di Paolo Uccello. Quindi proprio completamente calati nella storia dell'arte, peraltro sempre strettamente italiana. Vedova è un protagonista di questi anni '80, senza dubbio. Nell'86 peraltro è la biennale in cui ritorna Vedova, perché nell'84 era stato assente. Poi appunto ci sarà l'88, del quale però vi avviso non parlerò. È una mostra, la presenza di Vedova è all'interno di una mostra storica dedicata al Fronte Nuovo delle Arti, e poi l'anno 90 appunto con Ambiente Berlin, del quale ha ampiamente trattato il mese scorso sempre Luca Massimo Barbero.
Partiamo dal 1980, che è proprio la biennale che intende chiudere con gli anni 70 e aprirsi a un nuovo decennio, aprire un discorso anche quasi di codificazione dell'arte. Mi ha un po' stupito perché nella famosa, celeberrima mostra del 1995, mostra del centenario della Biennale, per chi se la ricorda, la grande mostra di Palazzo Grassi curata da Jean Clair, uno apre il catalogo e gli anni 80 non sono nemmeno considerati, proprio saltati a pie pari. E uno può dire, erano passati solo 15 anni, quindi non c'era distanza critica. Nell'ultima mostra del 20, del Museo Inquiete, mostra diciamo organizzata un pochettino quasi come piano B a causa del Covid, ma estremamente interessante per quanto mi riguarda, perché ha pescato in tutti negli archivi della Biennale, facendo lavorare collettivamente tutti i curatori. Il 1980 è ricordato per la Biennale di Architettura, come diceva prima Stefano, e l'invenzione di Aperto, cioè di questa mostra che veniva allestita a latere della mostra ufficiale, se vogliamo meno paludata, dove si sperimentava con più libertà, e nel caso strettamente del 1980 Aperto era curata da Harald Zeman e da Achille Bonito-Oliva. Basta. Poi quando in realtà il 1980 è un anno estremamente complesso, è una mostra estremamente complessa che sicuramente è orchestrata con ampio anticipo da Luigi Carluccio, che dal 79 è il critico che è deputato al contemporaneo dalla Biennale di Venezia, il quale in catalogo dice la seguente frase abbastanza rivelatoria. La mostra ha il compito di illustrare la complessa vicenda dei mutamenti intervenuti nell'ultimo decennio e di caratterizzare la sequenza storica costituita dagli anni 70 rispetto agli anni 60. Quindi è proprio la volontà di chiarire quello che è successo nel ventennio precedente, scandendolo per decenni, e di cominciare una nuova avventura. Questa nuova avventura, adesso so che possiamo partire anche con qualche immagine, questa nuova avventura ovviamente aveva ancora, era ancora targata, cioè portava ancora i nomi dei protagonisti degli anni 70, quindi un Mario Merz straordinario, questa è una tela di 5 metri che si trova oggi in Fondazione Merz, che unisce non solo il Merz che conosciamo dei neon dell'arte povera, ma anche un Merz pittorico piuttosto inatteso. Avevamo, metto di qua così vedo anch'io quello che vi sto proiettando, pazienza, eccomi qua. Eccoci. Poi avevamo una serie di ritratti di Andy Warhol. Adesso io ho scelto la Graziella Lonardi semplicemente per simpatia, insomma, un ritratto poteva valere l'altro, per darvi l'idea anche della varietà linguistica. La Kartoffelhaus di Zygmunt Polke, che poi noi abbiamo rivisto qualche anno fa nella personale che Palazzo Grassi gli ha dedicato, e non so, 6 opere di Richard Serra, gigantesche, tra le quali Colpo, tra il 67 e il 71, quindi opere storiche, come delle piccole monografiche, capite, dedicate a un passato recente, o un Robert Morris di queste dimensioni degli anni 70. E poi, certo, c'era la grande avventura di Aperto. Il protagonista, direi, di Aperto in senso internazionale è sicuramente Jonathan Borowski. Qui lo vedete in una veste estremamente grafica, poi diventerà celebre soprattutto per la sua opera scultorea, e vi dico, diventa un po' il manifesto di Aperto di quest'anno, perché si guadagna la copertina di Art Forum, quindi dopo pochi mesi vuol dire che c'è anche questo stretto contatto tra quella che era la rivista che decretava il moderno e in assoluto la linea, e l'Aperto di questa Biennale. La Biennale, l'Aperto dell'80, per quello che riguarda in particolare ovviamente la parte curatoriale di Bonito-Oliva, era dedicata, era la consacrazione della transavanguardia. Achille Bonito-Oliva sta lanciando
fin dal 79 con un articolo storico su Flash Art, i suoi giovani. Chi sono i suoi giovani? Sono Cucchi, Chia, adesso li vedete, Francesco Clemente, i quali poi già arrivano alla Biennale con le spalle larghe, intendo con mercanti importanti alle spalle e con un curriculum piuttosto nutrito in poco tempo di mostre di valore e internazionali. Non solo con la pittura, lavorano anche molto con la grafica, quindi che è, diciamo, un linguaggio che va molto veloce e si radica facilmente. Se ne accorgono tutti che questi ragazzi hanno, vi leggo la definizione dell'unità, il vento in poppa. Anzi, una cosa che dà anche un po' fastidio, perché sono anche già quasi troppo spinti dal mercato, quindi c'è anche tutta un po' una polemica rispetto alla loro presenza e sul fatto che se è il mercato a dettare la linea, a questo punto le mostre perdono un po' di senso. Che novità. Francesco Clemente passa da delle opere microscopiche a delle grandissime pitture di dimensioni, parlo come in questo caso, un Cucchi straordinario con questa pittura lisergica quasi, appunto, dei cani con la lingua a spasso, un dipinto di medio-grandi dimensioni che si trova oggi a Torino nelle collezioni del Museo di Rivoli. Bonito Oliva crede fortemente in questi artisti che, cito come con le sue parole nel catalogo della Biennale dell'80, hanno sviluppato un nomadismo linguistico, attenzione perché il nomadismo è un lessico che poi rimarrà nella critica di Bonito Oliva per tutta la sua carriera, che li porta a transitare liberalmente, senza alcuna preclusione, in tutti i luoghi dell'arte e della storia dell'arte, cioè gli dà una libertà di ispirazione che è fortissima e di citazione anche che è fortissima. Ad aperto ci sono anche dei giovani stranieri, c'è un giovanissimo Schnabel che ha poco più di 20 anni che tra l'altro porta più opere, tra le quali trovo sia molto curioso questo nudo blu con spada, perché vedete che non è solo pittura ma è quasi una sorta di scultura di parete con uno scanso e sul quale ovviamente lui dipinge ma anche applica. I piatti che vedete sono dei collage, proprio letteralmente incollati alla superficie e è un dipinto che lui tiene nella propria collezione e che ritroviamo in una mostra piuttosto recente che è Orsay Vu par Schnabel, un po' il Musée d'Orsay che ha preso questo trend di invitare un artista vivente a interpretare, reinterpretare, giocare con la collezione permanente. L'ultimo della lista che ha aperto adesso con l'ultima fiera a Parigi è Peter Doig, che penso sia tra l'altro fosse uno dei più riusciti. Qui nel 18 vedete come questo dipinto evidentemente rappresenti un punto fermo per Schnabel, al punto che lo riporta a Parigi anche in epoca molto recente. Poi ad esempio c'era Richard Arschwager, che sicuramente non era un giovane, ma che artista americano, rappresentato fino poi alla morte da Gagosian, si è visto in Italia, ma si è visto in Italia recentemente, una mostra recente era stata fatta al MART, curata da Celant. Al tempo era un nome non noto, tra l'altro questa doppia torre che voi vedete è un doppio dittico di grandi dimensioni, quindi sicuramente di grande impatto. Se poi passiamo ai padiglioni, è una biennale memorabile, nel senso che abbiamo un padiglione tedesco che è condiviso da Georg Baselitz e Anselm Kiefer, con tra l'altro un curatore leggendario per la Germania che è Klaus Gallwitz, e oltre a questa scultura che vedete che è di 2,70 m di Baselitz scolpita nel legno, Baselitz porta 18 dipinti di 2 metri di lato, quindi c'è proprio un'invasione dello spazio, ed è quello che appunto anche Gallwitz voleva, quasi una sorta di spavento, quasi proprio usa questo termine, di reazione romantica nel senso ottocentesco all'entrata di un visitatore nel padiglione, e poi Kiefer che lavora su diversi piani
con delle grandi xilografie, con dei dipinti già mix media, un po' il Kiefer che diverrà, e soprattutto porta diversi libri che sono, diciamo, una sua grande passione, una produzione piuttosto che continua a latere sempre nella sua carriera. E qui devo dire che mi ha ovviamente pensare, vi ho messo anche un'immagine a colori e soprattutto con uno spettatore, in maniera che comprendiate le dimensioni e il rapporto veramente a uno con questi appunto spiriti della Germania. Devo dire che il fatto che ci fossero dei libri presenti mi ha fatto venire ovviamente immediatamente una liaison con la serie di Chi brucia un libro, brucia un uomo, di Vedova degli anni 90, tutto appunto quasi una parafrasi della celebre frase di Heine, che tiene insieme il padiglione tedesco e il lavoro di Vedova. Padiglione tedesco che è quasi costruito anche sul materiale del legno, cioè la xilografia, la scultura in legno, che è un materiale che appartiene alla cultura tedesca fortemente. Ecco, Padiglione polacco, 1980, c'è una personale di Magdalena Bakanovic, che non si era ovviamente ancora vista, con 2000 oggetti simili appunto a queste sorte di grandi bozzoli che vedete, di dimensioni ovviamente differenti. Il titolo dell'installazione era Embryology, artista che noi abbiamo poi rivisto a Venezia qualche anno fa alla Fondazione Cini, ma che soprattutto l'anno scorso, anzi ancora nel 2023, ha avuto una grande retrospettiva alla Tate di Londra, tra l'altro che ha avuto un enorme successo, in cui erano presenti anche i pezzi presentati alla Biennale del 1980. Chiudo con l'ultimo padiglione, che credo fosse al tempo estremamente d'impatto, Maria Lasnik, padiglione austriaco. La Lasnik ha avuto poi il Leone d'Oro nel 2013 con la Biennale di Gioni. Ovviamente un leone alla carriera di questa pittrice, perché proprio tecnicamente ha sempre tenuto un livello altissimo. Il passaggio tra la Biennale degli anni 80 e la Biennale del 1980 e del 1981 è segnata da un lutto, che è quello della morte di Carluccio, che scompare nel 1981 nel pieno dell'organizzazione della 40ª Biennale, ovviamente inatteso, e diciamo con una linea già profondamente segnata, che era quella appunto di guardare all'arte contemporanea sempre con un occhio verso quello che erano stati i grandi del passato. La palla passa sostanzialmente a 4 curatori contemporaneamente, che sono Mattias Eberle, che è uno storico dell'arte nato nel 1944, Dan Aulica, che poi si vedrà spesso a Venezia, critico romeno, che scompare nel 1914, il nostro Guido Perocco e Jean Clair. Jean Clair è decisamente quello che di tutti loro fa la parte del leone, critico celeberrimo francese, nato nel 1940, ma di formazione statunitense, studia ad Harvard, e comunque sempre un grande difensore della pittura, al punto che appunto leggete quello che scrive come statement, come attesa rispetto a questa biennale: facciamo la biennale per coloro che saranno felici di vedere della pittura dopo 16 anni in cui si è visto di tutto, salvo appunto la pittura. 16 anni sono tanti, vuol dire che va indietro fino agli anni 60, secondo lui, non si era vista della pittura degna di una mostra internazionale. E a questo punto ci sarebbe da chiedersi chi sono i pittori per Jean Clair. Jean Clair è sempre stato il difensore di Balthus, anche in momenti scomodi, Lucian Freud, Morandi, quindi una pittura realmente che non si mette in discussione. In questo, devo dire, resta una linea molto chiara tra lui e quella che era l'idea di Carluccio di questa biennale, che aveva già impostato tra l'altro il titolo di Arte come arte, ed è un titolo che viene mantenuto. E
quello che volutamente si cerca di fare, e lo fa anche e lo si fa anche nel padiglione italiano, è quello di, con una mostra in questo caso di Caramel, scusate, è quello proprio di rendere visibile, cito il catalogo, il collegamento con una sorta di tradizione di continuità. È fondamentale riconoscere le radici, quindi se in una mostra negli anni '80 trovavate Lucio Fontana, Osvaldo Licini, anche gli stessi giovani presenti, viventi, come Mario Schifano ad esempio, che porta queste due opere straordinarie che poi diventano iconiche del suo lavoro, sono quello che diciamo Caramel li definisce i pop italiani, comunque cerca di trovare in loro delle radici italiane, appunto con esiti genuini, non ripetitivi ed anzi spesso di altissima originalità rispetto a quello che potevano aver visto e aver respirato in precedenza. Cioè, quello che succede negli anni '80, che vorrei che fosse chiaro perché forse è un po' complesso, è che è proprio il passaggio tra delle biennali che avevano ancora un forte sostrato storico e le biennali che conosciamo noi oggi. Cioè adesso non possiamo pensare di andare a una biennale e trovare una retrospettiva di Picasso, quella uno la va a vedere in un museo. Allora c'era ancora questa commistione, come se non ci si sganciasse da terra sostanzialmente, ma si avesse ancora bisogno un attimo dell'avallo dei grandi maestri, con delle mostre interne che si alternavano alla presenza di artisti viventi. Per questo Aperto era così importante, era così innovativo ed era così osservato, perché nella parte di Aperto c'erano solo gli artisti viventi, con ovviamente dei rischi, dei pro e dei contro. È ovviamente in questo frangente che troviamo anche Vedova, con 6 opere, tra le quali anche l'omaggio ad Ada Berlin del 64-65, che si trova oggi a Capesaro, e poi degli emerging che vedrete a breve. Ma per dirvi, il catalogo va per ordine alfabetico, cioè dopo Turcato viene Vedova. Proprio è l'idea del mettere, se vogliamo, tutto sullo stesso piano. Ed è interessante, visto che in teoria siamo qua a parlare del 1986 e di una biennale che si intitolerà Arte e Scienza, come già un titolo di Turcato sia Flora nucleare, con quella specie appunto di fungo atomico che ci ripropone. Vedova non so come si sia diviso in questa biennale, nel senso che questa è la stanza di Vedova, splendida, della biennale dell'82, e la biennale dell'82 apre il 13 giugno e contemporaneamente, più o meno con gli stessi pezzi, con degli emerging, Vedova è presente anche a Kassel. Kassel apre 5 giorni dopo, quindi deve essere stato un 1 giugno intenso per lui, e tra l'altro con una mostra curata da Rudi Fuchs, che poi noi conosceremo perché diventerà poi direttore dopo poco di Rivoli, del Castello di Rivoli a Torino, e dopo qualche anno poi addirittura direttore dello Stedelijk. Quindi diciamo una presenza massiccia di Vedova nelle 2 maggiori mostre d'arte del mondo, perché a questo punto se la giocano. Infatti qui vedete l'omaggio ad Ada Berlin, che è appunto questo plurimo che oggi si trova a Capesaro, in questo caso invece fosse la Fondazione Vedova, e questa è una mostra che si è tenuta nel 2022 alla Galleria Stadeus Ropac all'Europa, a seconda a Londra, nella sede di Londra, dove partiva proprio dai pezzi presentati alla Documenta 7 dell'82. Diciamo che il tema del gigantismo, cioè delle opere di grandi dimensioni nell'82, o comunque la scelta, non il tema dell'82, è abbastanza presente. Ci sono delle tele di 8 metri di Thomas Schutte, persino uno come Aldo Spoldi presenta delle opere molto, proprio in termini di dimensioni, parlo di taglia, molto importanti, quasi
tableau drapeau, passatemi il termine, ottocenteschi, questi grandi dipinti, insomma si gioca un po' anche su quello. Tirando le somme, però, l'82 è indubbiamente una mostra che ha più critiche che apprezzamenti. Barilli, Renato Barilli, ci va giù abbastanza duro, parla di un mare senza onde. Giancarlo Politi dice ormai queste mega mostre si sovrappongono. Kassel Venezia, francamente questo non lo credo, cioè come scelte, non come periodo, forse sì, magari distaccare le mostre un pochettino di più, però insomma non è questo il problema. E diciamo che questa linea storica la ritroviamo poi anche nella Biennale del 84, che invece è affidata a Calvesi. Maurizio Calvesi è proprio, scusate, Maurizio Calvesi è proprio uno storico dell'arte. Insegna alla Sapienza di Roma, è proprio l'ordinario di arte rinascimentale, anzi probabilmente anche con una grossa passione per l'iconologia, e non è un caso che chiami la sua mostra alla Biennale dell'84 Arte allo specchio. Specchio è un termine che appunto per gli studiosi, per gli iconologi del Cinquecento è capitale, insomma vuol dire anche tutto un mondo alchemico di significati e di simboli molto, molto denso. Ma non solo la Biennale aveva questo spirito ancora molto storico, anche le mostre organizzate attorno alla Biennale. Palazzo Grassi, in concomitanza della Biennale, organizza una mostra sulla secessione viennese, ma proprio storica, in cui ci sono i Klimt, gli Schiele, eccetera. Una mostra... Ah, scusatemi, avevo ancora delle immagini della mostra londinese recente, l'aperto dell'82, ed è questo che hanno grosse critiche. L'aperto dell'82 è un aperto estremamente figurativo, in cui cioè, avete Di Stasio, avete questo che vedete di lato con questa specie di telamone, è un Alberola, quindi artista francese. Sicuramente è un'opera molto interessante, molto bella, ma citazionista, apertamente citazionista, insomma. Sono quindi gli anacronisti e Alberola estremamente presenti anche in aperto. Questa è la mostra dell'84, la copertina, così molto, molto space, se volete, con però la mostra appunto di Calvesi, che ci ripropone De Chirico, e poi il De Chirico addirittura del 47, cioè il De Chirico che fa il Pictorottimus e che rifà Fragonard, o Picabia con nudo con testa rovesciata. Sono altri artisti presentati, Vettor Pisani, non solo Vettor Pisani, ma un pochettino nella stessa poetica, cioè il grande trionfo di Luigi Ontani, che ha una piccola personale quasi con 10 opere a questa Biennale, e poi Salvo è un artista che viene, diciamo, accolto in maniera molto differente dalla critica, passatemi il termine, chi lo ama e chi lo odia. Si parla di massa fantasmatica per queste rovine. Chiodi su 00 scrive che sono dei resti giganteschi di cui si è perso il significato, ma che con la loro stessa imponenza proiettano un'ombra inquietante sul liscio pavimento della contemporaneità. Ecco, Salvo, devo dire che adesso è un artista che ha un grosso rilancio, lo si vede a qualsiasi fiera. Proprio è stato anche da poco, credo, viene rappresentato dal Glaston Gallery, quindi insomma un po' entrato nel sistema dei grandi. Vedova non c'è in questa Biennale, e penso che se ne sia anche tenuto abbastanza lontano. Un grande protagonista di questa Biennale, o comunque qualcuno che è universalmente apprezzato dalla critica, è Howard Hodgkin, artista inglese che io personalmente amo molto, e che è proprio in questo passaggio di questi anni '80, che è tra figurativo e astratto, morirà completamente astratto, è scomparso l'anno scorso, l'anno prima, e
ed è in realtà questo dipinto in particolare, insomma, è ancora legato a un souvenir, ancora legato a un suo viaggio che aveva da poco fatto in Egitto. Tutto il padiglione inglese, perché è presentato a una personale nel padiglione inglese, è dipinto un po' dello stesso verde che vedete la piramide, per proprio rendere una sorta quasi di environment il padiglione. È presentato da Nicolas Serota, quindi voglio dire dal futuro direttore della Tate Gallery, il quale però lo presenta con un sistema che è lo stesso della Biennale, cioè in fondo lo cala in una tradizione inglese, che è quella di Turner, non inglese, ma comunque, non solo inglese, ma comunque della tradizione pittorica del passato. Parla appunto di Turner, di Vuillard, e questo è Hodgkin. Chi si scaglia brutalmente contro questa Biennale è Buren, Daniel Buren, artista francese, senior artist ormai, che comunque è ancora vivente, che ha praticamente montato la sua pratica artistica sulla ripetizione di righe, quindi quanto di più concettuale. È ovvio che non potesse amare una Biennale così pittorica, e quindi dice che secondo lui si tratta semplicemente di un'operazione puramente commerciale, da uno che poi è andato a fare le vetrine per Louis Vuitton. Comunque insomma evidentemente si cambia. Gillo Dorfles è senza pietà, dice una Biennale decisamente deludente, non solo per l'impostazione programmatica del padiglione centrale, quindi boccia Calvesi, ma anche per quelli stranieri, non salva nessuno praticamente. Quando in realtà, insomma, l'84 è appunto comunque all'atere della Biennale sono successe delle cose molto importanti. Il Prometeo, che appunto sarà il prossimo il vostro appuntamento, è proprio dell'84, con le scenografie di Luigi Nono, e poi c'è Aperto, ed è un Aperto estremamente interessante, perché è un Aperto che porta a Venezia giovanissimi, in anni non sospetti, sia Anish Kapoor con queste sculture di polvere sostanzialmente, che Anthony Gormley, con delle figure, voglio dire, adesso basta vedere la mostra che Gormley ha attualmente in corso al Museo Rodin a Parigi, e siamo un po' ancora lì, però era il 1984, eravamo a Venezia, quindi questa è un'installazione abbastanza impressionante che ha fatto. Diciamo, il Museo Rodin gli ha dedicato tutta l'ala nuova, moderna, e invece all'interno della collezione ha più, diciamo, nascosto opere di più piccole dimensioni e gioca con la collezione permanente. In particolare c'è una grossa riflessione rispetto ovviamente alla Porta dell'Inferno di Rodin. E Anish Kapoor, che abbiamo visto a Venezia l'anno scorso, massivamente rappresentato sia nella sua nuova fondazione che alle Gallerie dell'Accademia, adesso ha una mostra retrospettiva a Palazzo Strozzi a Firenze, e esattamente ha riportato la sala di Aperto. Quindi insomma è in realtà, guardandola con una prospettiva, è stato comunque un anno in cui si sono visti degli artisti che poi hanno segnato la storia dell'arte degli anni a venire. La continuità con l'86 è diretta in realtà, perché il curatore di questa Biennale, entriamo nel fulcro della nostra chiacchierata di questa sera, è Calvesi, è sempre Calvesi, che però fa un'operazione abbastanza strana, nel senso che chiama, intanto divide la Biennale in 7 sezioni, chiama curatori di diversa formazione, anche degli storici dell'arte. L'unico, diciamo, che gli tiene testa da un punto di vista dell'età, del potere e soprattutto del potere, è Arturo Schwarz, al quale dà peraltro da gestire una mostra che si chiamerà Arte e Alchimia, quasi delegando lui quello che in realtà era il soggetto principe delle sue ricerche in arte rinascimentale. Ecco, questo è il catalogo, proprio un catalogo ibrido, cioè la copertina ibrida tra Paolo Uccello e questo sfondo invece piuttosto, come dire, di una sorta di cosmo. Diciamo che
la sezione poi, diciamo, forte di questa, o comunque il tema principale che copriva come un cappello tutta l'esposizione, era quello del rapporto tra arte e scienza, nella misura in cui l'arte a questo punto veniva trattata come la scienza, cioè come se servissero delle verifiche rispetto a dei passaggi, come se ci fosse un'evoluzione, letteralmente come evolve la scienza con delle scoperte, e quindi cosa fanno? Partono da Pacioli, appunto da Paolo Uccello, per arrivare poi ai contemporanei, proprio in una vera e propria evoluzione. Devo dire che questa modalità di titolo, arte e scienza, arte e qualcos'altro, è in realtà figlia degli anni 70. Nel 76 c'è una mostra che si chiama Ambiente Arte, a Venezia, a Biennale parlo, che è tra l'altro curata da nomi importantissimi, che sono Chris Polti, Pontus Hulten e Germano Celant, e diciamo che è lì in cui si mettono a fuoco alcune cose, cioè l'importanza dell'architettura, infatti dopo poco entra la Biennale, la forza dell'impronta di un curatore, e quindi il curatore che diventa sempre più importante e lascia un segno rispetto alle scelte degli artisti. Giustamente, nel bene e nel male, si giudica il lavoro si può giudicare così il lavoro di qualcuno. Ecco, io però forse prima di entrare nella Biennale del 1986, che è legata alla scienza, la mia domanda era stata, quando ho iniziato un po' a pensare cosa raccontarvi, era perché scienza? Cioè doveva essere successo qualcosa? Perché questa entrata a gamba tesa di un soggetto che è al di fuori del mondo canonico dell'arte? E poi, siccome per fortuna vedo anche in sala qualcuno giovane e che magari alcune cose non se le ricorda, ma è anche bene chiarire dove eravamo nel 1986, soprattutto da un punto di vista anche da un punto di vista tecnico. Allora, nel 1986, non lo sapevo nemmeno io, mentre usavamo ancora DOS, se vi ricordate, non c'era Windows, siamo attaccati, abbiamo il primo virus informatico, si chiama C-Brain, oltre all'altro virus che dall'84 mieteva morti, l'AIDS, e dal quale si cercava ovviamente soluzioni. Nel gennaio dell'86 lo Space Shuttle Challenger esplode in volo, cioè esplode al momento del decollo, e questo è in mondovisione, lo vedono tutti, e purtroppo ovviamente muoiono tutti gli astronauti. Sopra Corinto nell'aprile dell'86 scoppia una bomba su un Boeing 727, ovviamente è un attentato, sono anni caldissimi da questo punto di vista, e però grazie appunto alla nuova tecnologia e ovviamente anche all'esperienza del pilota, l'aereo atterra ugualmente. L'Italia è minacciata da dei missili che ci lancia la Libia, che possono raggiungere Lampedusa, soprattutto nell'86 è il terribile anno di Chernobyl, e il disastro, le polveri di questo disastro atomico arrivano anche in Italia, arrivano comunque nell'ovest dell'Europa. L'Italia è ufficialmente connessa alla rete internet ed è il quarto paese diciamo del blocco europeo, assieme agli UK, alla Norvegia e alla Germania. Vi ricordo che si fumava nei cinema, si fumava nei treni, si fumava negli aerei, si scattavano le foto ancora con le macchine fotografiche, quindi c'era un limite che andava da 12 a 36 con un rullino, si aspettava il tempo che queste fossero sviluppate. L'album più venduto al mondo dell'86 era True Blue di Madonna, era la prima volta che una donna poteva rivaleggiare quei grandi nomi maschili come Michael Jackson. In Italia ci difendevamo come potevamo con Ivana Spagna e con Easy Lady, che è la lead dell'86, ma per tornare a Venezia, e anche con un po' di serietà, si apre a Palazzo Grassi la grande stagione delle mostre Agnelli con Futurismo e Futurismi, che è una mostra che cambia la critica rispetto al futurismo, cioè si inizia a guardare il futurismo in maniera
distaccata, cioè senza preclusioni storiche e quindi diciamo anche questo è abbastanza interessante per noi e soprattutto appunto l'idea di questo tema così insolito, la scienza legata all'arte, si auspica, e questo lo dice chiaramente Carlo Arturo Quintavalle, che riesca a portare un pubblico nuovo alla Biennale, che è quello dei giovani. E probabilmente forse ci riesce, nel senso che c'è anche così diventa anche un luogo di curiosità, non solo dove si andava a vedere l'arte, ma c'erano anche quasi delle piccole scoperte. Ad esempio c'è una prima mostra che viene allestita, che è una mostra di Roy Scott, il curatore che era anche un artista, e proprio in una di queste sezioni, che è quella legata alla tecnologia, questa è una mostra che viene allestita a distanza tramite internet, quindi con un primo esperimento di costruzione di una mostra a distanza che è quello che poi noi abbiamo vissuto negli ultimi 3 anni. E tra l'altro non solo di costruzione di una mostra, ma anche di fruizione di una mostra. La sua ambizione era quella che una mostra potesse essere, la Biennale, potesse essere fruita anche dall'esterno. Vado un po' più rapida perché vedo che mi sono dilungata. Vi mostro quelle che potevano essere le fascinazioni rispetto alla scienza. Ad esempio viene riproposto in Biennale questa ricostruzione tridimensionale di un esperimento al CERN di Ginevra, sempre ovviamente nello spazio dedicato alla tecnologia. E adesso io non ho capito ancora tecnicamente come sia stato dipinto, realizzato questo quadro, però Olivier Agy, che è tra l'altro un artista francese che è ancora vivente, proponeva in questa sezione una pittura elettronica. Ovviamente è una mostra che comunque al di là di questi esperimenti in cui appunto abbiamo anche Brian Eno con queste installazioni, queste sono delle croci luminose, giustamente Bill Vagliola che della videoarte ha fatto la sua carriera con questa un'opera storica, La stanza di San Giovanni, però diciamo che continuava anche a lattere, cioè parallelamente anche la linea sempre di una proposizione anche storica, questo invece è la sezione di Schwartz, con quest'idea dell'arte e dell'alchimia, e ovviamente arte e alchimia porta a ovviamente un affondo sul surrealismo, comunque insomma che siano le visioni di Savigno o di Victor Brauner, e addirittura una sezione dedicata alla Wunderkammer, ma proprio alla Wunderkammer nel senso con degli oggetti curiosi, con Arcimboldo, per poi arrivare al concetto di Wunderkammer contemporaneo, che in questo caso era rappresentata da Rebecca Horn con questo pendolo e appunto vedete l'uovo lì sotto sempre appena sfiorato, oppure da Tony Cragg che in questo frangente di anni realizzava delle sculture, questa non è esattamente quella che porta in Biennale ma è molto simile, realizzate con oggetti in plastica principalmente che lui trovava principalmente le trovava sulle spiagge e le ricomponeva in questa maniera. C'è Vedova, c'è anche lui in Vedova è nella sezione dello spazio, a questo Non dove, che è un disco del 1986, un'opera sempre ovviamente di grandi dimensioni, e soprattutto è con queste opere che continua anche la sua marcia, diciamo, in Germania. Ha contemporaneamente una mostra molto importante, itinerante in Germania, che tocca 3 città cardini, simbolo dell'arte contemporanea, Monaco di Baviera, Leverkusen e la Kunsthalle di Darmstadt. Sono curate dall'onnipresente Germano Celant, ma anche da Carla Schulz-Hoffmann, che è anche una grande studiosa di Baselitz, quindi tutto un po' si tiene in questo mondo tedesco attorno a Vedova. E devo dire che nel momento in cui
la Schulz-Hoffmann deve trovare una giustificazione, deve raccontare il percorso creativo di Vedova, perché il catalogo tedesco apre con questo tondo del 1985, fa esattamente l'operazione che ha fatto la Biennale fino adesso, cioè cerca e scava nel passato visivo di Vedova, che è un passato, anzi secondo, vorrei dire prettamente, a parte un dipinto futurista, è prettamente veneziano. Sempre per rimanere nell'astratto, ma vado molto rapida, chi invece ha avuto una grossa presenza in questa Biennale era, diciamo, la scuola astrattista tedesca, svizzera, la scuola di Zurigo, con appunto artisti di questo genere. Ve ne metto così vi fate un'idea di un tipo di astrattismo che però va completamente in altra direzione rispetto a quello di Vedova. Adesso non so se perché rimangano solamente le critiche più negative, però diciamo che anche questa non è una Biennale che viene ricordata con grande simpatia. Insomma, Gio Marconi dice addirittura cambiamo, non diamo in mano ai galleristi, Lucia Meglio parla di intrighi politici. C'è anche in questa edizione un aperto, che è un aperto peraltro curato da 9 curatori internazionali, tra i quali Maria Coral, che poi sarebbe nel 2005 diventata curatrice di una Biennale. Al di là dei nomi di aperto, sui quali non mi soffermo, perché tra l'altro devo dire molti di loro sono proprio scomparsi. Aperto è anche stato un grande calderone di sperimentazione, che non sempre poi ha portato a una continuità nella carriera degli artisti. C'era stato questo esperimento che trovavo molto interessante, sia per il concetto di aperto, cioè di aprire a più spazi della città che solitamente erano chiusi, che poi è una modalità che non ha più trovato, che non si è più arrestata, anzi adesso è tentacolare proprio la presenza della Biennale sulla città, ma anche per questo concetto di limite tecnico, nel senso che all'interno di Aperto venne organizzata una mostra di sculture di grandi dimensioni che erano state collocate nella riva che dalla Biennale andava verso il bacino, diciamo, da Riva Sette Martiri, eccetera. Devo dire, quella era stata anche molto apprezzata, e in questo caso vedete un grande disco di Livio Seguso, che è un maestro vetraio che ancora opera e che gioca appunto sulla capacità del vetro, no, di sfalsare l'immagine, e poi un muro di Pino Castagna, che devo dire tecnicamente immagino sia un'opera staticamente un'opera molto complessa di impatto. Quello che si voleva fare, al di là di una mostra, diciamo, di scultura all'aperto, era, e cito sempre dal catalogo, dimostrare l'indubbia pertinenza che hanno con la tecnologia, cioè questi pezzi, e quindi con la scienza, i problemi di progettazione e di calcolo delle grandi sculture, nonché le loro peculiarità tecniche e materiali. Quindi era una sorta di non solo di omaggio a buona parte degli scultori, peraltro erano italiani, alla scultura italiana, ma anche alla capacità tecnica dell'intorno, cioè di coloro che potevano poi realizzare queste cose. Ed devo dire, lavorare sul limite della materia è qualcosa di estremamente contemporaneo, se pensate ad esempio al lavoro che sta facendo Arcangelo Sassolino con le sue installazioni. Io chiudo adesso, anzi, con un video che era stato realizzato in concomitanza di questa Biennale, che si chiamava non a caso Computers. C'è ovviamente una grande fascinazione, no, per questi mezzi che iniziano a diffondersi, e che intanto
apre con qualche immagine di questa mostra di scultura che state vedendo, ma soprattutto in maniera assolutamente pionieristica e anche forse più originale di tanta digital art, visto che siamo nell'86 di adesso, gioca proprio con le forme dell'arte e la trasformazione tramite degli algoritmi del computer delle forme. Chiederei se riusciamo a farlo partire, così lo guardiamo insieme. Venezia 1986, Biennale d'arte. Tema arte e scienza. Nel manifesto è riprodotto un poliedro ripreso da un mosaico del XVI secolo. Lucio Saffaro ne spiega il motivo. Ci si può chiedere come mai un'immagine così antica venga a illustrare un'edizione della Biennale imperniata sui rapporti moderni tra l'arte e la scienza. Questo poliedro di Paolo Uccello ha una importanza incredibile perché anticipa di ben 2 secoli la scoperta ufficiale attribuita a Keplero. C'è un altro motivo che rende questa figura geometrica estremamente interessante. Nello spazio possono esistere soltanto 5 poliedri regolari. Il poliedro di Paolo Uccello è il primo tentativo di estendere questo numero chiuso e limitato. È stata una grande idea quella di adoperare delle facce stellate anziché convesse. Questo problema è di grande attualità perché tuttora esiste il problema di aumentare il numero di poliedri di questa classe. Paolo Uccello è partito da poligoni stellati per fare dei poliedri. Io ho cercato di costruire una classe di poliedri stellati. Si può fare compenetrando nello stesso spazio più poliedri e agglomerandoli in numero sempre maggiore. Questa è un'immagine di 6 dodecaedri compenetrati e si vede già la grande complessità della figura. Questa figura è ancora ottenibile a mano, però quando si tenta di passare al second'ordine il calcolo diventa complicatissimo. Anche per un calcolatore sarebbe complicato costruire una di queste figure, perché il numero delle operazioni algebriche da condurre per determinare tutte le intersezioni dei vari piani sarebbe incredibilmente alto. Fortunatamente la nuova generazione di calcolatori permette di ragionare in termini di algebra della logica, e cioè di individuare le intersezioni come insiemi di punti. A questo punto noi possiamo costruire il poliedro stellato del second'ordine, che è composto di 6 poliedri, ciascuno formato di 6 dodecaedri, e quindi arrivare a un insieme di 36 dodecaedri. La stessa cosa possiamo farla su tutti i poliedri platonici. Così, ad esempio, possiamo avere il poliedro composto da 10 icosaedri e quindi comporre i 10 icosaedri in modo da ottenere 100 icosaedri. Quando formiamo la figura complessa dei 100 icosaedri, ci accorgiamo dell'apparizione di forme pentagonali. I punti che corrispondono ai vertici del poliedro si distribuiscono sulla sfera in modo da far affiorare la forma del dodecaedro. Questo è un risultato ottenibile solamente con l'uso del calcolatore, perché non esiste tuttora una teoria che possa prevedere l'andamento della distribuzione dei punti sulla sfera. Il terzo passo sarà quello di conglobare 10 di questi poliedri formati da 100 icosaedri per ottenere il poliedro formato da 1000 icosaedri e così proseguire verso l'infinito, perché soltanto all'infinito si realizzerà il poliedro stellato nella sua compiutezza. Naturalmente il calcolatore potrà procedere per un numero alto ma limitato di passi. Probabilmente arriverà a conglobare 100.000, 1.000.000 di icosaedri e poi dovrà arrestarsi. D'altra parte però bisogna dire che vi sono anche dei problemi che tuttora l'uomo è in grado di risolvere più facilmente del calcolatore.
Ad esempio, poliedri di un'altra classe, che io ho chiamato deltaedri regolari, sono composti solamente da triangoli equilateri. Sono i due poliedri più complessi di tutta la geometria. Uno è formato da 240 triangoli equilateri e questo da 360 triangoli equilateri. Il calcolo per la disposizione nello spazio di queste forme triangolari implicherebbe un programma estremamente complicato, per cui a un certo punto è stato più semplice costruire direttamente la figura. Il calcolatore ha profondamente mutato il nostro rapporto con la scienza e con l'arte, oltre che con la vita quotidiana. E la storia continua. Grazie. Se avete domande, sono qua. Volevo ringraziare Cristina Beltrami per questa sua excursus nelle biennali degli anni '80 che tra l'altro mi hanno portato indietro negli anni, infatti. Ogni volta me lo dite. In gran parte di quelle biennali ero presente perché collaboravo proprio appunto con la Biennale in quegli anni, quindi mi hai fatto anche rivedere sale e quadri e dipinti che ricordavo benissimo. E niente, grazie anche per questo filmato inedito che non conoscevo, quindi che era stato fatto proprio per la Biennale. Sì, è un po' naif, capisco vedendolo adesso, però credo che vi aiuti proprio a calarvi nell'86, cioè in quello che era anche pensare di fare una mostra che tenesse insieme l'arte e la tecnologia. Cioè, beh sì, perché in quel periodo c'era anche proprio il cambio del linguaggio, anche quello tecnologico, che appunto, come dici tu, si stava evolvendo e quindi anche gli artisti erano appassionati di questo nuovo linguaggio. Fosse impressionante sapere che appunto si potesse comunicare, certo, cioè, nel senso iniziava, è il momento in cui secondo me la storia va veloce, cioè nel senso che effettivamente quell'aspetto tecnologico inizia a galoppare rispetto alla vita quotidiana nostra. No, direi che quindi abbiamo chiuso anche in qualche modo in bellezza, direi così, perché abbiamo chiuso anche con arte e scienza, con le nuove tecnologie, proprio dentro a un museo che è proprio che ospita queste nuove tecnologie e che appunto guarda anche al futuro. Grazie Cristina. Grazie. Buonasera.